Buonasera. Ora che il peggio è passato ed è meglio usare il condizionale perché con questo tempo pazzo siamo pronti a qualsiasi altro cataclisma, ora che il peggio sembra essere passato, che non soffiano più venti a 200 all'ora, che non ci sono precipitazioni impressionanti, la cosa importante è non spegnere i riflettori. Dobbiamo tenere le luci accese, continuare a seguire una popolazione così duramente colpita, cosa che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che faremo ancora, perché questo clima tropicalizzato ci impone di non abbassare la guardia. Non bisogna abbassarla, non devono farlo le istituzioni, non devono fare silenzio i politici, devono intervenire, prendere iniziative e così anche l'informazione. Devo dire che noi siamo stati, come nel 2010, sempre in prima linea, fin dall'inizio, minuto per minuto, e cosa che non ha fatto invece il servizio pubblico, le grandi televisioni private. Adesso i nostri inviati sono ancora lì, sperando che non si ripeta quello che è successo nei giorni scorsi, ma dobbiamo monitorare, continuare a monitorare la situazione, seguire coloro che sono stati sfollati, coloro che sono stati per tanti giorni senza la luce, ce ne sono ancora, senza l'energia elettrica e il riscaldamento. Noi saremo lì con i nostri inviati, con le nostre truppe, i nostri giornalisti e i nostri tecnici. È un impegno che prendiamo anche in futuro, perché la prevenzione è importante, stavolta sono stati limitati i danni, seguiremo chi si occupa di prevenzione, chi dovrà intervenire ancora per mettere il territorio in sicurezza. Una cosa importante è il Veneto in ginocchio e le iniziative che riguardano questa raccolta di fondi. Io preferisco dire il Veneto ferito. In ginocchio mi sembra così inappropriato per una regione che si è rialzata prontamente, che non è succube, che non vuole sentirsi trascurata e che reagisce sempre. Ma un impegno vorrei prendere con la Regione del Veneto, che ha avviato questa raccolta attraverso il numero che vedete in sovrimpressione con l'IBAN, e poi anche ci sarà una raccolta attraverso gli SMS. Siccome altre volte questi soldi si sono perduti in mille rivoli, non in Veneto ma in altre regioni, sarebbe serio, sarebbe giusto che alla fine di questa raccolta, e una volta erogati questi soldi, il Presidente Zaia dicesse famiglia per famiglia, persona per persona, nome e cognome, nome di enti, istituzioni che hanno avuto questi contributi. È una questione non solo di trasparenza e di chiarezza, è una questione di rispetto per coloro che troppo spesso in questo Paese sono stati inondati di solidarietà formale e di promesse e poi sono stati presi in giro.